Artigiano in fiera dal 2 al 10 dicembre presso i padiglioni fieristici di Rho Milano, la vetrina internazionale da non perdere con oltre 2550 espositori provenienti da tutta Italia e da diversi paesi del mondo, Africa, Emirati Arabi, Tunisia, ma anche Ucraina, Francia, Spagna, una sfida diretta al Made in Italy. Colori, profumi, tradizioni millenarie, ma anche le tecniche e i materiali più moderni si mescolano tra i vari stand espositivi. L'appellativo di fiera è riduttivo perché qui si ha la possibilità di scoprire la composizione dei prodotti esposti, parlando direttamente con chi li realizza. Gioielli, oggettistica, arredo casa, alimentazione, tempo libero e creatività e molto altro ancora attendono i visitatori accorsi in gran numero. Presso Artigiano in fiera si può trovare davvero di tutto, approfittando anche dell'arrivo del Natale per acquistare qualcosa di unico e originale. Lo sanno bene gli oltre 50 imprenditori veneti presenti con il supporto dell'immancabile sistema camerale delle Camere di Commercio di Padova, Treviso, Belluno e di Venezia Rovigo e naturalmente di Venice Promex. Anche in questa edizione tra le presenze regionali a pochi passi proprio dall'ingresso fieristico nel padiglione 1 svetta l'accogliente stand del Veneto. Un biglietto da visita unico nel suo genere che attraverso video e materiale informativo distribuito permette di scoprire le bellezze della nostra regione. Cultura, buon cibo, luoghi incantevoli da visitare e scoprire, ma anche tradizioni e il saper fare che rende unico l'artigianato del Veneto. Non solo distribuzione di materiali informativi per attrarre i visitatori nelle nostre terre, ma la Regione del Veneto, attraverso il personale presente nel suo stand, e anche pianificazione di strategie, consigli espositivi e di marketing e collegamento tra gli espositori al fine di creare una squadra vincente sul mercato internazionale. L'assistenza così da parte della Regione Veneto è importante quando arrivi, le prime informazioni, come muoversi, insomma è veramente un bel supporto. Qui a Milano, appunto, essendo un posto internazionale, una fiera internazionale, vedo che l'artigianato è ancora molto apprezzato, sta tornando anche se c'è stato un momento di passaggio, diciamo, ma adesso è molto apprezzato, lo cercano proprio. Stiamo imparando a mangiare bene, stiamo imparando a capire le cose, a capire i sapori. Per noi è molto importante perché rappresentiamo un lavoro manuale, un lavoro artigianale, e ci teniamo tantissimo appunto a essere qui in vetrina a Milano. Noi è il primo anno che ci siamo, però abbiamo avuto numerosi riscontri da altri colleghi e per un'azienda assolutamente artigianale che utilizza tutto materiale naturale e tutto fatto rigorosamente a mano secondo delle tecniche molto antiche. Per esempio la carta marmorizzata, che è una peculiarità diventata ormai veneziana, un passato orientale. Presenta una sicurezza e anche una identità culturale, per cui credo sia molto importante e coniugare appunto tutto ciò che riguarda il nostro territorio, il passato, con il futuro a cui la Regione Veneto è sempre orientata.